onda Potere al Popolo. Torniamo in diretta da studio, ancora il buongiorno da Sammy Varin, Francesco in regia, plim plom plan, ve le suoniamo e ve le cantiamo anche quest'oggi, le buone notizie, ma purtroppo anche le brutte. Il sito del Corriere apre con la strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide, 9 morti e 27 feriti, di cui 2 gravi. Il premier Carney sono devastato, ma soprattutto un po' più in basso l'Ucraina. Zelensky cede all'ultimatum statunitense, annuncerà elezioni e referendum sull'accordo di pace e il voto entro il 15 di maggio. Interessante, ma ancora più interessante l'argomento che riguarda la nostra sicurezza. Qui Parlamento. Ed è un piacere ritrovare la deputata della Lega, onorevole Simonetta Matone. Buongiorno. Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti. E allora, stiamo ancora aspettando dalla sinistra le sincere parole di condanna per i fatti di Torino e già si apostrofa il pacchetto sicurezza del governo come un provvedimento liberticida, mettiamo solo leggi, togliamo le libertà, com'è sta cosa, Simonetta? Allora, vi posso dire questo, vorrei usare un'espressione, non so se la si usa pure al nord, le chiacchiere stanno a zero. Ci piace. Sì, vi piace? Ecco, fate la vostra, è molto efficace, perché qui invece di chiacchiere parliamo di fatti. Questo decreto sicurezza non è affatto liberticida. È un provvedimento che risponde ad un problema serissimo, che sono le manifestazioni di piazza che degenerano. Noi stiamo ancora aspettando parole chiarissime dell'opposizione di dissociazione da gravissimi fatti di Askatasuna, e la strumentalità di queste proteste è assolutamente plasticamente dimostrata dai fatti di Milano per la manifestazione degenerata per Cortina. Lì ti accorgi che dell'oggetto del contendere a questi non gliene frega un accidente. Quello che interessa è mettere a ferro e fuoco la città. Ora, da parte dell'opposizione ci sono stati vari tentativi di alzare cortine fumogene. Io addirittura, ne vado molto fiera, ho creato quasi degli incidenti in Parlamento, perché sono stata costretta a fare la commemorazione dei morti di Minneapolis, per carità, rispetto ai quali noi pubblicamente ci dissociamo e condanniamo, ma non si è mai vista una manifestazione ad horas fatta per alzare una cortina fumogena su tutto quello che accade nel nostro paese. Detto questo, lì hanno reagito malissimo, è successo di tutto, andatevi a vedere sui social quello che è accaduto, che è stupendo. Mi volevano menare, hanno dovuto far scendere i commessi nell'emiciclo perché si temevano incidenti. Detto questo, cosa c'è in questo decreto sicurezza? La prima norma è il fermo preventivo di 12 ore per soggetti che si stanno recando a manifestazioni di piazza travisati, armati e soprattutto raggiunti già da provvedimenti di tutti i generi possibili e immaginabili. Quindi è uno strumento meraviglioso. C'era già nel nostro codice il fermo, ma questo tipo di fermo prevedeva tutta una procedura che durava circa 48 ore. Qui invece è immediato, tu li riconosci, sai chi sono e li porti in questura per 12 ore, il tempo di far calmare le acque. Altro provvedimento è la stretta sulle lame, non potranno più essere venduti coltelli a soggetti infradiciottenni, quindi gli armaioli saranno costretti a chiedere il documento di identità, ragion per cui la stretta antimaranza, la stretta antilame, il DASPO di 12 ore, come si fa a considerarli provvedimenti liberticidi e non provvedimenti a tutela della collettività, così come il deposito cauzionale di cifre che vanno da 400 euro a non mi ricordo qual è
la somma massima. Quando si organizzano delle manifestazioni di piazza, cosa che avviene regolarmente, se tu chiedi, che ne so, a Roma, Piazza del Popolo per un comizio, devi pagare un tot. Ecco, questo verrà fatto ha un effetto dissuasivo, ma anche un effetto riparatorio, anche se sono cifre ridicole rispetto all'entità dei danni che questi soggetti in corso di manifestazione producono. Quindi parlare di una stretta liberticida mi fa sorridere, perché stiamo parlando di provvedimenti sacrosanti, così come lo sono stati gli altri decreti sicurezza. Negli altri decreti sicurezza si andava incontro a quelle che erano le richieste legittime dei cittadini, non sono delle richieste liberticide, sono liberticidi quelli che mettono a ferro e fuoco la città solo per il gusto di devastare. Altro argomento, ma noi, ecco, tornando ai fatti di Minneapolis, noi negli scontri di piazza del 2025 abbiamo all'attivo 500 feriti, e sapete quanti sono i feriti delle forze dell'ordine? 450 e 50 manifestanti. Quindi dire che la polizia picchi, carichi e ferisca è una baggianata enorme, perché è destituita di fondamento. Io mi attengo a quelli che sono i dati numerici: 500 feriti, 450 feriti tra le forze dell'ordine. Cosa vuol dire? Che le forze dell'ordine ricorrono all'uso della forza solo se obbligati e costretti. Io ho visto ieri sera un servizio sui fatti di Milano e la manifestazione parte pacificamente con soggetti a volto scoperto. Dopo mezz'ora i soggetti a volto scoperto se ne vanno e vengono sostituiti da soggetti con caschi e mazze. Perché? A questi interrogativi l'opposizione non sa dare una risposta civile, una risposta di confronto. E quindi, ripeto, le chiacchiere stanno a zero. E quello che hai detto è al 99,9% periodico quello che dicono anche i nostri ascoltatori in questi giorni, con tanti messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Non possiamo che ringraziarti per il tuo lavoro quotidiano. Simonetta Matone, alla prossima! Arrivederci, stasera guardatemi a Realpolitik, che vado a parlare di truffe in danno degli anziani, E vai. che sta nell'altro decreto sicurezza. Un po' di pubblicità ci sta bene. Ho capito alle 10:30 ci sono io. Ci farai Guardatemi. arrabbiare per bene. Grazie onorevole Matone, ciao. Arrivederci, saluti a tutti, arrivederci. Qui Parlamento. C'è odore di pioggia e solitudine tra i vicoli di questa città. Un'auto passa piano come in pensiero e io non so più dove vado davvero. Non mi fido dei sorrisi facili di chi vende falso oro. Ho smesso di rincorrere i sogni che tanto se vogliono mi trovano loro. Ho amato tanto, ma a modo mio. Non chiedermi ciò che non sarò, e se non è il modo giusto, questo è l'unico che ho. Cerco risposte che non so trovare. Ho la faccia rotta, il cuore che fa male. Quante vite ho dentro la mia pelle che dividono il respiro come sorelle, si perdono come scintille. Ho detto basta 1000 volte, ho perso amici per non perdermi io, per farmi bastare un cielo qualsiasi, anche se non è il mio. Ho messo via un po' di promesse e un paio di errori da collezione. Ora cammino con le mie debolezze, ma almeno scelgo io la direzione. Ho amato tanto, ma a modo mio. Non chiedermi ciò che non sarò, e se non è il modo giusto, questo è l'unico che ho.
Cerco risposte che non so trovare. Ho la voce rotta, il cuore che fa male. Quante vite ho dentro la mia pelle che dividono il respiro come sorelle, si perdono come scintille. Ho dato troppo peso alle parole e troppo poco al silenzio che avevo dentro. Non serve gridare per farsi capire, certe verità parlano da sole. Cerco risposte che non so trovare. Ho la voce rotta, il cuore che fa male. Quante vite ho dentro la mia pelle che dividono il respiro come sorelle, si perdono come scintille. In Sardegna Radio Libertà si ascolta splendidamente in DAB dal nord al sud, tenete il segnale come nulla fosse. In Sardegna questa artista è un must, un best, sono complimenti, capito? Non sono parolacce. È Serena Skintu, è qui, ciao! Ciao a tutti. Che onore averti. Quando sentiamo Serena Skintu, allora ci arrivano subito dei messaggi. Abbiamo ascoltatori da Cagliari, ad esempio, anche se la Serena è veramente conosciuta da nord a sud. Tu sei di Alghero, ma vivi a Bosa. Amatissima, giri in tournée dalla mattina alla sera, dall'inverno alla primavera all'estate, ma questo singolo come scintille cavolo, ha cominciato a farsi sentire anche in giro. Sei stata sul sito del Sole 24 Ore, insomma, ti stai aprendo anche al continente, come si dice, perché la Sardegna è stupenda, l'amiamo, ne siamo innamorati, ma giustamente non basta quando c'è un prodotto, bruttissimo termine, ma alla fine è quello, musicale, fatto bene, in cui ci si crede, gentile, carino e che racconta anche cose vere come questo pezzo intitolato Come scintille, e le relazioni di oggi, ma anche a voi sarà successo di avere una relazione intensa ma velocissima, effimera, nasce e finisce con la velocità di una scintilla. È bellissimo ripensare anche noi grandicelli ai vecchi amori e a quanti ci sono stati in questo modo. Serena, come sta andando la tua vita musicale? Allora, innanzitutto ciao, grazie a voi. Per me è sempre un piacere, ecco, stare con voi. Diciamo che come scintille sta andando benissimo, anzi ho tante soddisfazioni con questo brano. Penso che ho colpito un po' il cuore Sì, di molti ascoltatori, quindi ne sono veramente fiera di questo. È una canzone che ho scritto io e, come hai detto tu, ecco, parla dei rapporti che nascono e si esauriscono, la cui durata non dipende sempre da noi, perché semplicemente non erano destinati a resistere. E che ci sta comunque alla fine, perché il Vale bello... tanto l'autenticità, ecco, la sincerità. È vero, anche se è una cosa che dura poco, ma è stata fortissima e ci lascia comunque un imprinting. L'importante è appunto che sia una cosa bella, positiva, pura, anche se appunto magari non dura per motivi più svariati. E la Serena Skintu, dal punto di vista musicale, cosa stai combinando? Sei sempre in giro, fai serate di qua e di là, e se tu giri per Bosa, chiaramente tutti ti conoscono, è inutile negarlo. Sì. Sei l'eroina. Guarda, ora sono in promozione con il brano, quindi ecco, mi sto impegnando con l'uscita di Come scintille, ma spero con il bel tempo, ecco, ci saranno verrà, ecco, il mio tour tra poco con la bella stagione, quindi non vedo l'ora.
Ma certo, io lo dico sempre, se vi capita, anche voi che ci seguite dal resto dell'Italia, se vi capita di andare in vacanza in Sardegna, a differenza di molti comuni in Italia intendo appunto la nostra penisola, in Sardegna ci sono ancora, e in molte zone del centro e del sud, ci sono ancora per fortuna tanti eventi di piazza. Questo è forse l'errore che facciamo qui al nord, sempre più difficile trovare spazio in eventi di piazza qui in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, eccetera. Si fa di tutto, ma eventi di piazza pochi. Beh, no, invece in Sardegna e in altre zone del centro-sud ci sono tante feste di paese, eventi ancora tradizionali dove si mangia, si beve, si balla e si ascoltano gli artisti del territorio. Per cui cercate Serena Schintu se andate in Sardegna, siete sicuri che una sera a caso la trovate, perché è perennemente in giro e non potete non mancare di ascoltarla, di ballarla e di portarvi a casa magari un ricordo, un CD, una maglietta, perché sono poi piccole vittorie di guerra avere trovato l'artista indipendente, che è difficilissimo da beccare sui grassi network, sulle solite TV importanti che mandano i soliti 20 artisti. Quando ascolti un tesoro del genere bisogna portarsi a casa un ricordo. Serena, è inutile che te lo dica, lo sai che se ti capita di fare un viaggio per lavoro qui a Milano, ricordati di noi, vienici a trovare in studio. Verrò presto, guarda. Dai. Poi ci sentiamo, perché sì, verrò a farvi una visitina, ecco, lì in radio. Molto così mi vedete dal vivo. Molto ci sentiamo volentieri. sempre telefonicamente. È vero, Prima è vero. Poi ci dovremo vedere. Sarà ora. Ti aspettiamo. Serena Schintu, un abbraccione, Grazie, buona allora. musica. Buona giornata, ciao a tutti. Ciao. Serena Schintu, facile poi trovarla, in pochi si chiamano Serena Schintu e scoprite veramente un sottobosco musicale che non immaginavate neanche. 11:21 signori, ci abbiamo una manciata di minuti e perché no, chi mi ascolta in diretta e vuole entrare con Sammy Varini in onda, potete chiamare, svegliate il nostro regista. Dove devi andare, Francesco? Dimmi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui. Volevi andar via, lo so io. Bene, chi vuole entrare in onda lo può fare. Chiamate 0292947222. Siete i benvenuti per parlare con Sammy Varin, assolutamente sì, di qualunque argomento, per commentare le notizie del giorno e quelle della rassegna stampa che vi ho appena letto. A proposito, in molti mi chiedete sempre dove si può riascoltare la rassegna stampa. Ci sono vari metodi, forse il più veloce è quello di scrivere Radio Libertà su Facebook o su YouTube, e ci trovate tutte, ma dico tutte, le trasmissioni che vanno in diretta e quindi naturalmente anche la nostra rassegna stampa che va in onda anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. E che cavolo, più di 1 milione di follower, dici niente, ma la nostra rassegna stampa la trovate anche sul sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, nella sezione podcast. È possibile riascoltarla e anche scaricarla, e quindi ve la sentite quando cavolo vi pare. Il bello certamente del nostro sito di Radio Libertà è che ci sono un fracco di altre notizie, commenti sull'attualità, e quindi vi fate una cultura anche di controinformazione su notizie che vengono lette e dette in modo differente dai soliti giornaloni. E infine sul sito radiolibertà.net è possibile aiutare Radio Libertà con una piccola donazione schiacciando sostienici, donazioni, e lo sapete, come dice sempre Sammy Varin, bastano 5 euro per dire "Uè Sammy, ci sono anche io con voi". 0292947222. Chi vuole parlare in diretta in questo momento lo può fare. Pronto? Uè Sammy, ci sono anche io con voi. Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno, grazie. Allora, tu stamattina hai raccontato del ragazzino a Vicenza che è stato fatto scendere dall'auto. È una notizia che avevo visto ancora ieri anch'io. Allora,
questo fa il paio con l'altro ragazzino lasciato a casa, lasciato nella neve sotto le vacanze di Natale, giù di lì. Sì. Questo è un esempio dell'abbrutimento che il sistema dominante praticamente ci sta portando, perché queste cose non sarebbero accadute negli anni 80 o negli anni 90. Proviamo a pensare: crisi economica, pandemia, la guerra in Ucraina, i ciabattanti che praticamente non vengono puniti quando le fanno, no? I Maranza, i coltelli in tasca ai ragazzi. Prova a pensare, Semi, ma anche i nostri ascoltatori, in che condizioni psicologiche noi tutti stiamo vivendo, chi più chi meno. È vero o no? Mi puoi dare ragione? No, certo. Anche... E quindi basta vedere anche le reazioni della gente per strada, al supermercato, che se scambi una battuta con la cassiera, c'hai quello o quella dietro che ti guarda di traverso. E di tutto questo chi dobbiamo ringraziare? Chi ci governa, che ha smesso di pensare all'uomo come essere umano, ma semplicemente noi siamo un bancomat da utilizzare per mantenere il sistema dominante e i grandi poteri che lo sostengono e dal quale sono praticamente garantiti. Quindi pensiamoci, ragazzi, quando facciamo politica, quando parliamo di politica, anche con gli amici, con i colleghi di lavoro, al bar, eccetera, pensiamo in che condizioni, e poi chiudo, ci hanno ridotto i governanti del passato, dei quali oggi noi stiamo cercando di correggere gli errori. Ricordiamocelo questo. Ciao Sammy, grazie. Grazie. Chi vuole entrare in onda può chiamare adesso 0292 94 7222. Però ci hanno dato lo psicologo gratis, è vero? Appuntamenti da non scordare targati Lega, signori. Il referendum costituzionale del 22-23 marzo si avvicina e cominciano a spargersi per l'Italia tanti appuntamenti per parlare del sì e del no. In modo particolare nella mia città, Cassano Magnago, in provincia di Varese, ce n'è uno proprio domani. Ma che domani? È oggi. È questa sera, mercoledì 11 febbraio alle 20:45, presso la sala consigliare di Villa Oliva in via Volta 16 a Cassano Magnago, per comprendere. Dibattito con la cittadinanza per capire le ragioni del sì e del no a questo referendum sulla giustizia. Interverranno per il comitato del no il dottor Massimo De Filippo, pubblico ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, presidente ANM Busto Arsizio e componente del coordinamento distrettuale del Comitato a difesa della Costituzione. Per il Comitato per il sì, l'avvocato Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale e avvocato del Foro di Busto Arsizio. Modera la serata il dottor Pascarella, direttore del quotidiano La Prealpina. Questo questa sera alle 20:45 a Cassano Magnago in provincia di Varese, ma vi invito a partecipare ai tanti eventi che sicuramente anche il vostro comune porta avanti in vista del referendum che cambierà sicuramente in questo modo di amministrare la giustizia. Lega in festa a Palazzago in provincia di Bergamo, 13, 14, 15 febbraio e ancora 20, 21 e 22 febbraio presso l'area feste, struttura fissa e riscaldata tutte le sere dopo le 7, bar, pizzeria, cucina tipica e voilà signori, questo venerdì 13 Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, è a Palazzago Bergamo, ore 19. Anche lo stesso giorno, wow, arriva il nostro capo Massimiliano Romeo, capo della Lega Lombarda e naturalmente capogruppo della Lega al Senato, ore 19 questo venerdì 13 febbraio alla festa della Lega di Palazzago. Stessa sera anche con Massimiliano Fedriga, boato, presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, questo venerdì 13 febbraio, ore 19, area feste,
Lega in festa a Palazzago in provincia di Bergamo. Piatto ricco, micificco. Wow. Me ne devo andare, io non vado da nessuna parte, mi fermo soltanto per qualche istante. C'è la pausa, la pubblicità e poi attenzione alla versione bellissima di Leonor di Bionic, il pezzo di Cristina Aguilera. Sentite con che verve ce la fa sentire Leonor. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Take your bit of my brain. Step into the picture that I pictures in my brain game. I let it you so hard, I get on my brain. Over and over, but no reason till you are insane. This is a roller coaster that's all about to be long gone. Once you jump in, won't wanna get off, buckle up and hold on. Just let it go, give it up, allow yourself to transform. Follow me, to this unknown of no return. Are you ready to go? Bionic, take it supersonic, hey. I'm bionic, hit you like a rocket, hey, yeah. Bionic, so damn bionic, gonna get you with my electronic supersonic rocket, hey. I am the future, putting on you like a hurricane. Call me the supernova that's taking over time and space. I'm testing your dimension and keep how we will not create. I break your constitution, initially what I made. Many times in your feet and I took the fear it can't be replaced. Now, let me spell it out. Everybody, it's on my name. Are you ready to go? Bionic, take it supersonic, hey. I'm bionic, hit you like a rocket, hey, yeah. Bionic, so damn bionic, gonna get you with my electronic supersonic rocket, hey. Bionic, take it supersonic, hey. I'm bionic, hit you like a rocket, hey, yeah. Bionic, so damn bionic, gonna get you with my electronic supersonic rocket, hey.
Applausi per Leonor, giovanissima artista, abita a sud di Milano, ci è venuta a trovare proprio l'altro giorno e riascolteremo la sua intervista proprio questa domenica alle 13:30. Leonor Iotti si chiama così, e questo pezzo non certo facile di Cristina Aguilera è nella scaletta dei suoi concerti. Leonor comincia a girare nei locali, si prepara a portare in giro per l'Italia la sua voce e il suo modo di fare musica che ti regala un'energia incredibile. Nel frattempo, se avete sotto mano un computer o un semplice telefonino, basta scrivere Leonor Iotti su YouTube e vedete di cosa è capace Leonor. Il buongiorno si sente dal Varin o abbiamo qualche minuto tutto nostro? E quindi io apro le linee molto volentieri allo 02 9294 7222 quando non riesco a farlo nella rassegna stampa tra le 7:30 e le 9:30, e non sapete quanto mi dispiace, cerco di ricavare spazio anche a quest'ora chiamando in questo momento 02 9294 7222. Potete commentare le notizie del giorno e proporre, mettere sul tavolo voi stessi le argomentazioni del giorno. Attenti, perché a mezzogiorno, oggi è mercoledì, avremo la trasmissione Tutto un Magna Magna, in cui parliamo molto spesso di feste, di sagre, di eventi locali. Oggi, oltre a parlare di cose mangerecce e di eventi in giro per l'Italia, parleremo di È tutto un balla balla, perché ci verrà a trovare un artista di strada che si chiama Salvo The Best. Non potete non conoscerlo se poi abitate a Milano, ragazzi miei. È uno di quelli che gira, fa spettacoli quasi circensi, nel senso che balla, canta e fa ballare. Simpaticissimo, ma è andato anche in molte trasmissioni TV. Perché lo ospitiamo? Perché la novità di quest'anno del Comune di Milano è che ha deciso di fare un DASPO per tutti gli artisti di strada, cioè artisti di strada fuori di ball, come vietandogli di usare l'amplificatore. Cioè, possono cantare, ma senza usare amplificatori, quegli amplificatorini portatili con i quali molti si mettono le basi delle canzoni e poi ci cantano sopra o ci suonano sopra. Non possono più usarsi gli amplificatori? Signori, io non ci posso credere. Chiaramente gli artisti si stanno ribellando a questa cosa, e proprio lunedì prossimo, 16 febbraio alle 15:30, in Piazza della Scala qui a Milano, ci sarà un ritrovo di questi artisti di strada che chiedono al Comune di ripensarci. Chiaramente la Lega si è immediatamente attivata su questo fronte. Cercheremo di farci sentire. Questi ben pensanti vogliono addirittura togliere gli artisti di strada dalle balle a Milano, che poi è una delle cose belle quando passeggi per il centro, sentire qualcuno che suona, e suonano molto bene, attenzione, ma fanno anche ridere, fanno ballare, come appunto Salvo The Best, che avremo tra pochissimo nei nostri studi per parlare di artisti di strada. Intanto giustamente il Semivarin vi legge cose potenti, e tra le cose potenti di queste ore, come vi dicevo, la scelta della Lega, e se ne parla già da un po' di anni, ci siamo già passati, e solo nello scorso anno sono stati più di 300 i parlamentari che hanno cambiato la casacca. Noi li abbiamo votati in un partito, si sono stufato e sono andati migrati, bello è fare i migranti, sono stati anche loro migranti e sono passati in un altro partito. La Lega prepara la proposta antitraditori. La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l'articolo 67 della Costituzione. L'obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell'ultima legislatura sono stati quasi 300. Intanto chiedo gentilmente al nostro regista Francesco, se per favore puoi dire in redazione di andare incontro all'ospite che sta entrando. Vi dicevo, 300 i cambi di casacca, e forse questo articolo 67 della Costituzione va cambiato, E
la Lega propone di metterlo così: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. E, mettiamolo poi così, i membri del Parlamento che all'inizio del mandato o nel corso della legislatura aderiscono a un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell'elezione, decadono dal mandato parlamentare. Che ne pensate? Anche qua, ragazzi, viene utile sicuramente il nostro WhatsApp al 340 6709 659 o addirittura entrando in diretta e chiamando ora lo 02 9294 7222. Vi dico la verità, questo è un dispaccio che mi ha passato la Lega e ancora non se ne parla sui giornali, quindi io mi sto toppando gli occhi in questo momento, non oso pensare che ci sia qualcuno nel centrodestra che non abbia questa idea. Anche perché tu dici, ma quelli che sono usciti dalla Lega in passato, molti sono andati in Fratelli d'Italia o in Forza Italia. Non farmi ridere, per favore! Ma anche loro hanno avuto defezioni anche all'interno del centro-sinistra, non di meno. Quindi riguarda veramente una cosa trasversale. Mollare il tuo partito e andare da un'altra parte. Non è assolutamente normale. Ci lavoriamo? Secondo voi è il caso? Fatemi sapere. 340 67 09 659, aspettando che naturalmente anche i quotidiani, giornaloni cosiddetti, iniziano a parlarne, perché ancora nessuno osa parlarne. Quando nessuno osa parlarne io mi spavento, è vero. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Prima di tutto, ragazzi, vi sto facendo vedere, guarda, facci vedere queste locandine di Io sto col poliziotto, cioè in tutto lo scorso weekend e anche nei prossimi. France, facci vedere le locandine. Non me caga, oggi è innamorato. No, è stata la tisana del mattino, l'ha beccata, ragazzi, l'ha completamente smidollato, ti ha mosciato la tisana. Non devi prendere la tisana, devi prendere Sammy Varin, solo così hai la forza di affrontare un'intera giornata. La gazebata di Io sto col poliziotto, quello che vi sto facendo vedere è ciò che è avvenuto ad esempio in Piemonte. Mamma mia, e quanti eventi, da Torino a Cuneo. Lo scorso weekend è stato pazzesco in tutto il Piemonte, ma come vi dicevo l'evento prosegue poi nelle prossime settimane. Anche questo sabato 14 febbraio qui sono nel Canavese, Castellamonte, gazebo della Lega 10-12:30, Locana 9-12:30 e ancora Verbania in piazza Ranzoni sia la mattina che il pomeriggio. Io sto col poliziotto. Perché? Perché forse sta cambiando qualche cosa e ci stanno facendo venire paura. In molte zone d'Italia i clandestini fanno il bello e cattivo tempo e la polizia non si può difendere e i centri sociali non sono da meno. E chi ci difende a questo punto? Avvicinatevi a un gazebo della Lega e firmate questa raccolta di firme molto importante che si può fare anche online, signori. Andate sul sito legaonline.it, è la stessa cosa, ma il bello secondo me è avvicinarsi a un gazebo della Lega e dire uè, io sto col poliziotto. Costiglione d'Asti, siamo in provincia di Asti, domenica 15 febbraio dalle 8 alle 13 si può firmare, ma in gran parte d'Italia, non soltanto in Piemonte, anche il prossimo weekend. Avvicinatevi ai gazebi della Lega per parlare di sicurezza, ma non soltanto, per portare sul tavolo della Lega quelle che sono le vostre richieste, le cose che stanno andando bene, le cose che non stanno andando bene, per confrontarvi anche sul Vannacci, il traditore che se n'è andato dalla Lega, ragazzi miei, e cosa ce ne frega? Le idee della Lega vanno avanti e guarda caso leggi il suo programma elettorale, praticamente è il programma della Lega.
mi viene da vomitare. Però va bene, capito? Se un generale tradisce i suoi soldati, contento lui, non possiamo che dirgli ciao ciao. Chiaro che ci siamo rimasti male, io per primo, perché sono stato uno che l'ho abbracciato subito sul sacro pratone di Pontida, l'ho fatto accomodare allo stand di Radio Libertà, per ore è rimasto al nostro stand, ha firmato decine e decine di autografi, magliette, persino il nostro orologio, quello di Radio Libertà, con centinaia di firme, c'è anche la sua, ed ce n'è sempre una copia per voi, se qualcuno lo vuole, e non da bruciare, mi raccomando, ma questo è diventato una reliquia assolutamente, non tanto per la firma di Vannacci quanto per la vostra firma. Capite, insomma, che la cosa c'ha non posso dire scioccati, perché era già successo tante altre volte che un rappresentante della Lega se ne andasse. Poi subito Flavio mi scrive: ma lui non era un rappresentante della Lega. Vero, vabbè. Però capisci, quando si dà fiducia a una persona e quella persona tradisce la tua fiducia, ci rimani. Lo cambiamo quell'articolo della Costituzione? Stanno arrivando WhatsApp infiammanti al 340 6709 659. Sì, qualcuno mi chiede ancora della Lega in festa a Palazzago, signori. Queste sono feste ormai storiche per la Lega. 13, 14, 15 e poi ancora la settimana dopo 20, 21, 22 febbraio, area feste. Tutte le sere a partire dalle 19, bar, pizzeria, cucina tipica e naturalmente ogni sera i parlamentari della Lega, i rappresentanti del territorio e soprattutto è bellissimo, ripeto, avvicinarsi ai gazebo della Lega, frequentare le feste della Lega, oltre che si mangia veramente bene, c'è la possibilità di parlare di buona politica. In questo caso non si parla di politica, almeno finché state sciando. Sabato 21 di febbraio, se sapete sciare ma anche andare in slittino e volete farvi un weekendino fuori porta, interessante la fiaccolata che avverrà al Passo del Tonale. Non impossibile da raggiungere anche da Milano. Sabato 21 febbraio si scia senza sciaria. Facci vedere queste tre pazze che vi portano a sciare. È incredibile. Cioè, politiche della Lega, e apprezzatissime anche da chi non è della Lega: Anna Cisint, Silvia Sardone, Susanna Ceccardi. Si scia senza sciaria. Sabato 21 febbraio la fiaccolata a partire dalle ore 18 alla pista Valena, Passo del Tonale, e poi dopo le 18:30 l'happy hour al bar Gazzana, circonvallazione 21, sempre al Passo del Tonale. Se siete in zona, anche soltanto a guardare questa fiaccolata, ma poi ritrovarsi con la Cisinte, la Sardone e la Ceccardi insieme per un happy hour è una delle cose che io non mi perderei, e sono certo non se la perderanno neanche i giornalisti. Questi sono eventi assolutamente unici e anche con una bella fantasia. Si scia senza la sciaria. Altro appuntamento da non scordare con la Lega Giovani, sabato 28 febbraio, qui siamo a Renate, in piena Brianza, in via Sirtori a Renate, Monza Brianza, a partire dalle ore 14 si incontrano gli imprenditori, giovani, imprese, futuro, e a seguire l'aperitivo con la Lega Giovani Lombardia. Sabato 28 febbraio a Renate, Monza Brianza, a partire dalle ore 14 i giovani incontrano gli imprenditori. Chiaro che tutti questi eventi li trovate facilmente sul sito legaonline.it, ma è bello anche che voi stessi che mi state seguendo in questo momento mi spediate un WhatsApp con la locandina del vostro evento, io ve lo leggo al volo. Il nostro numero è sempre quello: 340 67 09
659. In qualunque momento del giorno o della notte, se avete appuntamenti importanti che riguardano il vostro paese, la vostra città, politici e non, perché qui lo sapete, facciamo, speriamo, buona politica, ma portiamo avanti anche iniziative molto belle, popolari, territoriali, come le feste, le sagre di paese, eccetera. Non fatevi problemi, inviate il vostro materiale, la vostra segnalazione al 340 6709 659. Ogni mercoledì dopo mezzogiorno e la domenica alle 12:30 parliamo di questo in È tutto magna magna, ad esempio. E c'è sempre da divertirsi perché ci sono feste, sagre sconosciute ai più perché non sono pubblicizzate, perché sono quelle per cui non si hanno soldi per fare pubblicità sulle grosse e grasse reti, ma sono le feste, le sagre dove si mangia meglio, c'è poca gente e dove c'è la genuinità del territorio. Ne parliamo ogni settimana qui su Radio Libertà. A proposito di territorio e non solo, disabilità e inclusione, Lombardia, grande terra mia, un bellissimo evento aperto alla cittadinanza, un incontro pubblico con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. Venerdì 20 febbraio, segnate sul calendario, alle 20:45 siamo a Busto Arsizio in provincia di Varese, Sala Tramogge, Centro Convegni, via Molino numero 2. Il gruppo Lega vi invita a questo convegno su disabilità e inclusione con istituzioni, associazione, terzo settore a confronto sui temi della disabilità e dell'inclusione. Presente sarà anche il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Venerdì 20 febbraio, ore 20:45. Sto per andarmene, sì, ancora qualche minuto minimamente, ancora mi chiedete, che cavolo, va bene, la Lega in festa di Palazzago si apre questa settimana, dopodomani la festa della Lega, 13, 14 e 15 di febbraio, arriva Alessandra Locatelli, Massimiliano Romeo e Massimiliano Fedriga, tutti quanti questo venerdì 13 febbraio alla festa della Lega di Palazzago in provincia di Brescia. Poi prosegue anche la settimana successiva, 20, 21 e 22. Ce l'abbiamo già in studio, tra poco arriva e non possiamo non mandarlo in onda anche perché è fosforescente, è vestito tutto di giallo. Salvo The Best, tra poco nei nostri studi per parlare di artisti di strada e di questa insensata decisione del Comune di Milano di togliere la voce a questi artisti, cioè praticamente di spegnere i loro amplificatori perché a quanto pare disturbano la quiete pubblica. I Maranza sì, gli artisti di strada no. Interessante. Restate lì signori, pochi minuti e ritornano le belle emozioni, solo adesso perché escono dalla Lega, quando venivano andava bene tutto. Oh caro Mau, ma che va sempre bene assolutamente, quando vengono noi, quando escono che ci girano le balle, ma tu sei del PD e si vede giustamente, ci vuole. Per me è giusto. Ci stanno rispondendo gli ascoltatori a questa proposta. Mi sono sempre chiesta come mai uno votato anche da me per il mio partito lo vedo transumare come una vacca appunto da un'altra parte. Una rabbia. E ancora, io non ho votato quindi non parlo per me, ma se Vannacci è uscito dalla Lega potrebbe non essere un male. Molti voterebbero Vannacci se non ci fosse la Lega di mezzo perché non sono leghisti, per cui se sono divisi ma sono in sintonia potrebbe essere meglio. Infatti hanno il programma quasi uguale. Assolutamente sì, caro ascoltatore, però sarebbero sempre voti legati alla Lega, te l'ho detto, lo sapremo in queste ore, capire se voterà oppure no. La fiducia al governo non lo so, però insomma per le armi all'Ucraina, per i soldi agli ucraini, perché la Lega vota per portare soldi, aiuti agli ucraini, forse sì.
oppure voterà come i compagni Vannacci? Lo sapremo solo vivendo. Per il momento mi fermo davvero. 10 minuti e ritorno in onda con È tutto un magna magna.